Mi sono stancato di queste scorribande dei ladri. Qui da me sono venuti già 4 volte. Io abito qui dal 2009 e da alcuni anni ho subito ben 27 tentati furti. Sto blindando la casa, sono molto spaventata. Mi hanno portato via 2 telefoni, un iPhone, un Samsung. Mi hanno portato via una macchina fotografica, mi hanno distrutto la camera, vestiti ovunque, cassetti tutti svuotati. Anche in casa proprio vengono dappertutto. Lei ha sentito di qualcuno che ha subito qualche furto? Di qui a Fara, la maggior parte, tutti. Da Fara di Soligo a Vicenza, da Salgareda a Maerne, la lista di furti e rapine si allunga di giorno in giorno in un crescendo di terrore e inquietudine, anche quando ci si trova in quello che dovrebbe essere il posto in assoluto più sicuro, la propria abitazione. I malviventi non guardano in faccia niente, nessuno, non si fermano nemmeno di fronte ad anziani aggrediti senza scrupoli e derubati dei ricordi più cari, come è accaduto alla signora Lidia Sacchiero, alla quale i ladri, dopo averla minacciata, le hanno strappato dalle dita 2 fedi, ricordo del marito e del figlio deceduti. Mega sfida io lei. Allora questa era una fedina che abbiamo tolto a mio figlio quando è morto. C'è chi di fronte al secondo furto in un mese nel proprio ristorante viene colto da infarto e rischia la vita. È il caso di Franco Martine che dal suo letto d'ospedale racconta la rabbia e lo sconforto. Un sentimento di rabbia, di dolore e di sconforto. Viviamo in un paese dove la sicurezza non esiste più. I cittadini chiedono maggiore sicurezza, dalla politica poche risposte concrete e tra chi chiede l'esercito, chi si affida alle telecamere o alle guardie giurate per controllare il territorio, la gente punta sempre più all'autodifesa, così aumentano le vendite di armi e spray urticanti. È notevole la richiesta, c'è tanta paura in giro, soprattutto l'arma corta o l'arma da caccia. E di conseguenza crescono gli accessi ai poligoni di tiro. C'è molta più richiesta rispetto al primo mese, questo qua chiaramente, quindi però se continuiamo così il trend sicuramente sarà in aumento. Antenna 3 vuole stare vicini ai cittadini veneti insicuri e preoccupati raccontandovi le loro storie. Ogni giovedì X News dedicherà una puntata speciale ai fatti criminosi accaduti sul territorio insieme a politici ma soprattutto con le voci dei testimoni di chi ha vissuto da vicino episodi come questi. Ringrazio la redazione di Antenna 3 perché l'opera che stanno facendo con questo talk, con questa trasmissione è meritorio. Lo ringrazio a nome di tutti i cittadini perché informare e conoscere è il primo tassello per sapersi poi difendere.